C'è sgomento, poca voglia di parlare e tanta rabbia tra i residenti di Viale Venezia. Il dramma che è costato la vita a Mara Girardi è solo la tragica ennesima goccia di un vaso che trabocca da troppo tempo. Viale Venezia è un'arteria importante per la viabilità cittadina, ma lungo quel tratto il traffico è intenso, le auto parcheggiano disordinatamente ai lati della strada o addirittura sul marciapiede e persino uscire di casa o attraversare il viale diventa rischioso. Ho sentito un colpo, mi sono affacciato alla finestra, ho visto una signora stesa, pullman fermo e l'autista del pullman è andato sotto shock, era andato via di testa perché è anche svenuto. Tutti si sono prestati a dare aiuto, specialmente alla signora che era distesa per terra. La signora era cosciente, si muoveva? No, non l'ho vista muoversi. Esposti, segnalazioni e lamentele. I residenti della zona ci raccontano di aver più volte portato all'attenzione del comune la pericolosità di quel tratto di strada. Alcuni automezzi come tutti quanti, ma però questa è un'arteria molto trafficata. Cioè traffico ce n'è a volontà, camion, macchine, corriere, di tutto si vede. Manca il senso civico, perché sulle strisce pedonali per attraversare bisogna farsi il segno della croce, cioè non è giusto. Se c'è un segnale uno si deve fermare e purtroppo succede così. Se invece la gente avrebbe più rispetto forse le cose non succedono, perché non è giusto morire così.